La direttiva comunitaria 2000/60 introduce un concetto innovativo nella legislazione europea, che è la gestione delle risorse idriche basata sui bacini idrografici piuttosto che sui limiti amministrativi. Essa impegna gli Stati membri ad istituire un quadro per la protezione delle acque per portare, entro il 2016, tutti i corpi idrici al buono stato ambientale. Gli enti di ricerca, le università, le imprese pubbliche e private e operatori nel campo ambientale dell'Unione Europea sono chiamati a sostenere un ruolo professionale rilevante in un nuovo piano di lavoro per l'attuazione delle normative europee vigenti. Da ciò scaturisce l'impegno dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Abbiamo proposto ad alcuni partner operanti nel settore scientifico e industriale il progetto CAMI. Il progetto CAMI, caratterizzazione dell'acquifero con metodologie integrate, è un progetto pilota finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE. Le indagini adottate sono state testate in un'area pilota localizzata a Torrate di Chions, caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali fortemente permeabili che rendono le falde acquifere particolarmente vulnerabili alle fonti di inquinamento presenti nella pianura friulana. Quest'area è la sede della società pubblica Acque del Basso Livenza, che gestisce il ciclo integrato delle acque nel territorio dei 12 comuni soci. Il territorio appartiene alla fascia delle risorgive della bassa pianura pordenonese, con numerose polle di risorgiva e corsi d'acqua superficiali. Il lavoro di tutela degli ecosistemi e di ripristino ambientale qui attuati vede i suoi frutti con 80 ettari di parco naturale, 20 ettari di nuove aree boscate, 50.000 piante autoctone e 3 ettari di zone umide, venendo a costituire il Parco delle Fonti di Torrate. Qui l'acquedotto emunge da 2 differenti falde attraverso 20 pozzi artesiani.